Le immagini del Veneto orientale in ginocchio. L'elicottero della polizia fotografa impietosamente la situazione. Portogruaro e San Stino le zone più colpite. Paura a Concordia Sagittaria anche se il livello dei fiumi cala, mentre a San Donà si osserva il Piave con preoccupazione. Dopo 5 giorni di piogge incessanti, l'emergenza fiumi resta soprattutto nel Veneto orientale. La situazione più critica è a San Stino di Livenza. All'ora di pranzo sono arrivati il prefetto e il questore per rendersi conto di persona. Il problema è rappresentato dal Malgher e il Fosson, due canali che non riescono più a scaricare in laguna. Il risultato: campi completamente allagati e strade bianche invase. Soffrono in particolare le frazioni di Corbolone e Sette Sorelle. Questa mattina un'ordinanza del sindaco ha disposto la chiusura delle scuole, dalle elementari alle medie e all'ITIS. Un altro fronte riguarda Livenza, che continua a salire e mette sotto pressione gli argini. Si teme soprattutto per la giornata di domani. Per le case di San Stino si parla già di centinaia di migliaia di euro di danni, mentre la stima di spesa del consorzio di bonifica supera di sicuro il $500.000. Ha quasi raggiunto la sede stradale. A Portogruaro sono tornati a salire il Reghena e il Lemene. La città, nemmeno nel passato, aveva patito i disagi che si sono presentati in questi giorni, con esondazioni a Borgo Sant'Agnese, a Pradipozzo, Summaga, Lugugnana e poi in centro storico in piazzetta della Pescheria, Calle Beccherie e via Camucina. Nessun problema a Caorle e San Michele, mentre a Concordia il sindaco, che ha rischiato grosso, annuncia lettere per chiedere interventi sull'Emene.